Restano invariate le imposte comunali di Levi. IMU, Tari e Tasi non subiscono cambiamenti, confermate le aliquote dello scorso anno. Il via libera ieri sera nella seduta del Consiglio Comunale. Approvato anche il bilancio di previsione triennale 2019-2021, ma soltanto con i voti della maggioranza. Il piano prevede il completamento del secondo lotto dei lavori al parcheggio sulla Panoramica in zona San Bartolomeo. Nel documento c'è anche l'utilizzo di una SUA, lo strumento urbanistico attuativo, per la realizzazione di un parcheggio in area San Rufino. Diversa la situazione su via Gazzo, come ha spiegato il sindaco. I progettisti hanno ancora qualche giorno di tempo per preparare il progetto definitivo, dopodiché sarà indetto il bando vero e proprio per l'intervento. L'assegnazione potrebbe avvenire già all'inizio di aprile. I fondi ci sono, ha ribadito Vittorio Centanaro. Si tratta di 2 milioni di euro stanziati da fondi europei tramite la Protezione Civile Nazionale e assegnati sotto la regia di Regione Liguria. Soldi vincolati e a disposizione che non possono essere utilizzati per nessun altro progetto del comune di Levi. La speranza, ha detto il primo cittadino, è che i lavori possano finire entro la fine di quest'anno, nonostante il ritardo accumulato in precedenza di 8 mesi. Sul bilancio hanno votato contro i consiglieri Roberta Podestà e Daniela Prato, si è astenuto Antonio Giorgio Solari. Il motivo di questa scelta sta in una diversa visione sul tema del personale. Secondo Roberta Podestà, dopo il pensionamento della ragioniera del comune era necessaria una figura sostitutiva, scelta che per il momento non sembra nelle intenzioni dell'amministrazione comunale.